Mirko Budroni, giovane calzolaio sardo, lei quanti anni ha? 26. 26. Come mai hai scelto di fare questo lavoro prima di tutto? Prima di tutto ho seguito le origini di mio padre, quindi sto tramandando la tradizione e quindi continuo a portare avanti un'attività di famiglia. Lei quante scarpe ha donato oggi alla Croce Rossa? Non mi ricordo di preciso, però più di 100 sicuramente. Tutte donate dai clienti? Sì, donate dai clienti ovviamente che hanno partecipato a questa iniziativa. Ecco, un'iniziativa benefica, 2 anni di pandemia, com'è la situazione per voi calzolai? Nel suo caso specifico, Diciamo che è aumentato il lavoro? la pandemia si è fatta sentire in tutti i settori, però il cliente ha iniziato un po' a riparare, a recuperare le scarpe non utilizzate, senza magari sprecare per minimi difetti che prima si ignoravano. Tipo quali? Anche un minimo, una scollatura, un tacco consumato che prima magari si buttavano oppure non si utilizzavano più. Ecco, qual è la fascia d'età prevalente che è andata al risparmio? Perché comunque sta nell'era del consumismo, un paio di scarpe si consumano e si buttano. Qual è la fascia d'età? Diciamo che non c'è una fascia d'età specifica, però sui 30 anni magari si inizia già a controllare più il risparmio, quindi a andare più sul risparmio e non il consumismo, diciamo. Ecco, un'operazione standard di riparazione di scarpe, di un paio di scarpe, quanto costa? Dipende dalla lavorazione, però una lavorazione standard si fa al prezzo di 10 euro, 15, dipende, ma anche di meno. Quindi sia 15 euro per riparare le scarpe, non magari anche a 25-30 per un paio di scarpe nuove, l'altra faccia della crisi, diciamo. Esatto, sì, però magari con una scarpa già comoda, una scarpa buona che non si può ricomprare a un determinato prezzo. E c'è anche una particolarità che è emersa dalla conferenza stampa oggi, il dono delle scarpe, gente che viene anche nella sua calzoleria e le chiede scarpe in regalo. Purtroppo non tutti si possono permettere di avere molte scarpe da utilizzare o da poterle ricomprare e quindi soprattutto in questo periodo c'è che chi chiede magari anche a noi calzolai o a piccoli artigiani se c'è la possibilità di avere qualche scarpa in dono, magari non ritirata oppure lasciata in dono da clienti che hanno più possibilità. Dall'inizio della pandemia del Covid, più o meno quante persone sono venute da lei? Non si possono quantificare anche perché non si capisce, perché non tutti sono magari anche disposti a esporsi così tanto. Cioè, però chi chiede? Ci sono quelli che chiedono ovviamente. Decine di casi? Non saprei dargli Però un ci sono numero stati. esatto, ci sono stati. Età media? Non c'è un'età media precisa, purtroppo la pandemia non ha guardato età. Mestieri che resistono anche nell'Interland cagliaritano, da Senorbi, Marco Mereu, calzolaio, 33 anni, da quanti anni? Da 4 anni. Come mai? Ho seguito le orme di mio padre, ho continuato il suo lavoro e mi sono spostato. Io sono di Orroli e mi sono spostato a 25 km da casa. Quindi a Senorbi c'è stato movimento? Sì. In questi 2 anni seguiti dal Covid? Ha risposto bene, il Covid si è fatto sentire, la pandemia è stata un po' pesante, periodi di chiusura, zona rossa e tutto è stato pesante, ma la gente ha risposto e sta riprendendo nuovamente a riparare. Qual è prevalentemente la fascia d'età che viene da lei che dice ho questo paio di scarpe, voglio ripararle, è meglio che comprarne un paio nuovo perché c'è crisi? Ma diciamo che è un po' su tutte le età, non c'è una fascia maggiormente... Più giovani o più cinquantenni? Diciamo dai 30 anni in su. Dai 30 anni in su? Sì. Ci sono clienti che l'hanno raccontato tra una chiacchiera e l'altra, tra una risolatura, una riparazione. Io sto venendo a riparare da lei, ho 30 anni, ho perso il lavoro per colpa del Covid e quindi... Sì, è capitato. Sì. È capitato. Quindi si cerca anche di tirare un po' il risparmio e anziché buttare sempre iniziare a riparare. E nel suo caso diciamo è tutto grasso che cola, anche perché il lavoro del calzolaio sembrava quasi essere scomparso, invece resiste. Sì, resiste. Lei perché ha scelto di seguire le orme di suo padre? Ci sono nato, ero sempre in calzoleria, mi sono appassionato fin da bambino e ho deciso di continuare. Oggi lei quante scarpe ha donato alla Croce Rossa? Quante fossero non mi ricordo, però parecchie.
come tutti gli altri colleghi. Tutte arrivate ai clienti, lei le ha dovute riparare prima di donarle ovviamente. Le abbiamo pulite, igienizzate, lucidate, dato una sistemata dove c'era da dare. Lei ha 33 anni, è giovanissimo. Se un suo coetaneo volesse imparare il suo stesso mestiere, lei glielo consiglierebbe? Vale a dire, oggi nel 2022 in Sardegna si può ancora vivere, campare, arrivare a fine mese facendo il calzolaio? Sì, certo. E poi soprattutto c'è chi viene a chiedere scarpe in dono. Capita molto spesso, capita qualcuno che decida di non ripararle perché magari ne ha in abbondanza e decide di rinunciare a qualche paio di scarpe, mentre invece capita spesso che qualcuno venga a chiederci se abbiamo scarpe da regalare. Che fascia d'età? Mm, Viene a 40-50 anni, 40-50 anni. sì. Lei riesce a donargliele? È capitato di aver donato qualcosa. E cosa le hanno detto? Mi Grazie. serve un paio di scarpe perché? Certo, il ringraziamento ci mancherebbe, ma prima... Perché ne avevano bisogno, perché non avevano la possibilità di comprarsele nuove e ci hanno chiesto un dono.